Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Un mondo di donne in cammino, un omaggio che il Festival Vicino Lontano 2024, 20ª edizione, vuole rendere alle donne. Lo facciamo attraverso una pubblicazione fotografica preziosa di Danilo De Marco, edita da Forum. E abbiamo qui con noi lasciatemeli definire, tre grandi intellettuali. Non scendo nei dettagli delle biografie, li conoscete tutti, basta che io dica i loro nomi. Danilo De Marco, Angelo Floramo e Luciana Castellina. Grazie soprattutto a Luciana Castellina per essere qui con noi, è la prima volta che lo ospitiamo, speriamo che sia la prima volta di tanti futuri incontri. A tessere la trama di questo omaggio alle donne, Martina Del Piccolo, curatrice della Notte dei Lettori, insieme alla voce e alla chitarra di Nicole Coceancig, e alla fisarmonica di Paolo Forte. Grazie.
Ogni donna è madre e ogni morte ci solca il viso come bestiame affogato nel silenzio del pianto. Ci spinge in fratte di cielo troppo esposte al dolore, e quanti figli ci sono per mare. Ascolti il calore delle mani quando dormono vicini uno sopra l'altro, tutti insieme 20 volte 50 nel barcone, in un altrove del pensiero, nel sogno di una nuova madre. E dalla parentesi delle mani, per non far male, li posi nella sentina della nave dispersi tra cime e liquami. Water, water, everywhere. Mani di resina cercano, o madre naveremi e mare, o alla fine dell'inevitabile alleggeranno nei tuoi fondali. Nel bagliore del naufragio tu eri nei canti sul fondo del mare, i palmi colmi di pianto, imponente manto disteso, indifferente al richiamo, portavi con te i confini del cielo. Stella del mattino, mater dolcissima, aurea, torre d'avorio, giglio, porta del cielo, stella maris, domus, rosa mistica, candido, lutto dell'inferno, ora. Dalla voce di Aida Tagliente abbiamo ascoltato un testo tratto dal poemetto Nel nome della madre di Aimara Garlaschelli, che direi è una preghiera laica, bellissima. La musica dal vivo che ha camminato insieme alle donne era di Paolo Forte, che attraverso la sua fisarmonica, la sua sensibilità, la sua passione ha attraversato il montaggio di Andrea Trangoni, dando voce alle fotografie di Danilo De Marco, che sono icone viventi, laiche, universali, che travalicano ogni etichetta possibile, ogni confine di spazio e di tempo. Un mondo di donne in cammino. Grazie a Vicino Lontano, grazie alla donna in cammino Paola Colombo per aver creato questo incontro. A me l'onore di introdurre con pochi pensieri e poi di dare la parola via via, la voce libera di Danilo De Marco, fotogiornalista indipendente, a Luciana Castellina, giornalista e scrittrice sempre in prima linea per le donne, ad Angelo Floramo, insegnante medievista e scrittore della nostra terra matria, e alla giovane cantautrice, giovanissima, Nicole Kocieancic, che è anche interprete di brani popolari friulani. E nel citare questo genere musicale il pensiero va alla voce storica, alla grande voce storica del canto popolare che ci ha lasciato in questi giorni. Sì, ci ha lasciato, ma ci ha lasciato anche in eredità il suo impegno, Giovanna Marini.
Pochi pensieri per introdurre questo incontro che ha un titolo bellissimo, Un mondo di donne in cammino, che è anche un libro edito dalla Forum. Io lo tengo tra le mani e sento la porosità della copertina quasi a volerci già assorbire, già a portarci dentro. Un mondo in cammino è un titolo visivo, è già un'immagine in qualche modo in movimento ed è un titolo che ha tantissimi significati, tanti almeno quanti siete oggi voi qui, perché mi piacerebbe sapere chi sono per voi le donne in cammino. Questo titolo, Un mondo di donne in cammino, a chi vi fa pensare? Chi sono? Sono le donne qui presenti? Siamo noi le donne in cammino? Sono le donne che sono state le nostre madri, le madri delle madri? Sono le donne che saranno? Sono le donne che hanno fatto la storia e l'hanno fatta silenziosamente, sono le donne taciute, le donne aggrappate alla terra, alla vita, le donne che vanno e camminano con un passo saldo e fiero, oppure anche le donne tremanti, le donne che invece sono state messe a dura prova dalla vita, le donne costrette alla fuga, le donne che hanno lottato, le donne che hanno resistito. Chi sono queste donne? E se siamo noi oggi a camminare, da dove partiamo, da dove veniamo, dove siamo dirette, che rapporto abbiamo con le donne di Danilo De Marco, con queste donne che abbiamo visto nelle immagini? Assomigliamo a queste donne? Cosa ci unisce? Siamo diverse, ma cosa abbiamo in comune? E nell'andare, nel camminare, noi donne andiamo sole o sappiamo andare insieme? E poi la domanda più importante, camminare, andare, donne in cammino, ma perché? Per quale senso? Per quale motivo? Cos'è che le spinge? Quello che faremo oggi non sarà, credo, una santificazione delle donne, conoscendo i miei amici compagni di viaggio. E diciamolo subito, le donne sono capaci di perfidia, certo, non sono purtroppo immuni dal male, diciamolo. Eppure oggi nelle fotografie di Danilo De Marco è come se lui ci riportasse a un bene supremo, a un bene che però non è divino, è tangibile, è sulla pelle di queste donne, è qualcosa di primordiale, qualcosa di ancestrale. Donne che sono figlie della terra, molto semplicemente, che sono un tutt'uno con la terra, che sono parte di quel ciclo della semina, del raccolto. Abbiamo visto immagini di donne con una pioggia di semi, donne che fanno parte del ciclo della vita e della morte, donne che porgono il seno. È certo un gesto che ci richiama alla maternità, ma una maternità che sconfina, perché sembra sia di tutte le donne, di tutte le età, in quel seno. È come se in qualche modo fossero madri, ma oltre e al di là della gravidanza, qualcosa che va oltre, che è nel corpo della donna, così come l'accogliere. L'accogliere è parte del corpo femminile, è scritta questa parola nella conformazione stessa della donna e mi piace pensare che proprio per questo la donna sia portatrice di accoglienza. Donne che nell'andare, lo abbiamo visto nelle immagini, portano sempre in mano qualcosa, camminano e stringono o portano dei pesi o stringono un bastone, vanno e sono baciate dal sole, sono arse dalla fatica. E poi ci sono le donne che sono state fissate dalle fotografie, ma sono ferme solo apparentemente, in realtà si muovono, sono i loro occhi in movimento, occhi vividi, occhi che sono voragini di vissuto. Dentro ci è sembrato di vedere tutto il dolore del mondo e poi subito dopo in altre fotografie invece quel dolore sembra sciogliersi in un sorriso mentre lavorano e mentre magari il fotografo le ha catturate. Sorrisi, donne che camminano e donne che racchiudono tutta un'esistenza che noi abbiamo intravisto
nei segni delle loro pelle, e donne che sono del Messico, dello Sri Lanka, donne cubane, donne kurde, ci sono anche donne delle nostre cave del Predil, eppure sono donne che tutte insieme sembrano senza tempo o sembrano parlare al nostro di tempo. Quell'immagine di una donna che attraversa il deserto, forse fa pensare al deserto che stiamo attraversando, quell'indifferenza di fronte all'abitudine alla violenza o ai conflitti che ci sembrano così lontani. E allora la risposta alla guerra e a quell'indifferenza, a quel deserto, la risposta di Danilo De Marco è quella della vita. Avete visto quante immagini di donne col bambino, che sembrano madonne nere col bambino, sembrano uscite da una stessa pietra scura a illuminarci, queste icone appunto che sono sacre. E poi l'immagine della donna che si china a prendere l'acqua dall'anfora con quella forma che richiama in qualche modo il feto. L'acqua per Danilo De Marco è vita, ma l'acqua può essere anche il fondale di morte, come abbiamo sentito nei passi del poemetto che è stato citato, perché di strada ne hanno fatta le donne, ma molto c'è ancora da fare per i diritti, per non rischiare di perdere l'occasione di realizzare i propri sogni, le proprie aspirazioni, perché ancora si rischia che questo e ancora si rischia la vita. Ogni 5 minuti al mondo muore una donna per femminicidio. È una media spaventosa. Alla fine di questo nostro incontro saremo meno donne a camminare. Sicuramente già alcune, troppe, non camminano più con noi. Giulia Cecchettin non cammina con noi dal novembre dell'anno scorso. Cito lei per tutte le altre perché avrebbe compiuto gli anni in questi giorni e ho avuto modo di scambiare qualche pensiero con suo papà. Lei non cammina, siamo noi a poterla portare con noi attraverso i nostri passi. E allora credo che il ritmo del camminare delle donne sia quello del tramandare, quello del salvare dall'oblio, senza fermarci, perché c'è ancora tanta strada da fare, ma la dobbiamo fare non nelle tenebre, nell'indifferenza, ma nella gioia e nella luce. E allora chiudo tornando a quel perché camminare, me lo sono chiesta e ho trovato la risposta nel titolo di questo incontro. In realtà è tutto lì, un mondo di donne in cammino. Sì, ma per cambiarlo quel mondo. E allora è forse proprio questo il motivo che spinge, il cambiamento. E quindi ritorno a quello che è il tema di Vicino e Lontano, metamorfosi, e forse allora la metamorfosi è donna. Grazie a Danilo De Marco che ci ha permesso di partire dalle sue fotografie, dalle sue donne ed arrivare a noi, arrivare ad oggi. Lui non ama molto parlare, in realtà parla con le sue fotografie, ma oggi lo sentiremo e come. Danilo De Marco, vincitore del Premio Nazionale Gentile da Fabriano 2023. La definizione precisa è fotogiornalista indipendente, che poi tradotto che cosa vuol dire? Spirito libero, che con le sue fotografie dà corpo alla libertà, all'impegno, fotografie che sono una continua ricerca, raccontandoci un'umanità minore che lotta e che resiste. E io uso il verbo raccontarci perché in realtà c'è sì la potenza dell'immagine nelle sue fotografie, ma c'è anche la complessità del racconto. Fotografie antropocentriche, con al centro l'uomo colto nel tangibile, ma anche nella sua relazione con l'invisibile. Le sue fotografie nascono
sempre dall'incontro. Giampaolo Gri ha detto di lui: fotografo di parte e non bara. Le sue fotografie prendono l'iniziativa e a guardarti sono loro. Danilo De Marco. Bene, sì, si sente, sì? No, ok. Dimmi? Si sente. Ah no, perché mi hanno Ti messo questo sentiamo. affare. Ma tutta la certezza che ho quando fotografo, quando ho la camera fotografica in mano e quindi mi muovo con disinvoltura, la perdo quando devo mettere insieme delle parole. E quindi nel momento di aggiungere qualche parola mi sento in difficoltà. Anche perché chi è bravo con il verbo e chi con l'immagine, per citare vecchi testamenti. Però credo che 2 parole sulle fotografie che avete visto, devo dirle. A me non piace spiegare le fotografie, perché l'immagine in qualche modo parla da sola. Però qui ci sono delle immagini accompagnate dalla bellissima musica di Paolo, che vanno un momento incontrate per capire da dove vengono e per intuire quello che c'è dietro a questa immagine. Molto brevemente, naturalmente, non... Allora, vediamo se riesco a far funzionare questo, sì? Va bene, no? Così funziona, mi pare. Ecco, partiamo con queste. Allora, queste immagini, queste sono scattate a Zanzibar e queste donne raccolgono le alghe, seminano, piantano le alghe nel mare e poi quando sono cresciute le raccolgono. È un lavoro micidiale, tutto il tempo con le gambe, con il corpo nel sale, nell'acqua salata. Vi leggo quello che avevo scritto che mi viene meglio. Dopo ore e ore di immersione nell'acqua salata, queste donne ne usciranno, scivolando più veloci della marea, perché quando c'è la bassa marea, per 4-5 km queste donne vanno verso il mare per raccogliere le alghe che hanno seminato, che hanno piantato. Poi però devono ritornare velocemente indietro, perché la marea è veloce nel rientrare, e devono rifare 3-4 km con i sacchi di alghe bagnate sulle spalle e nei sacchi che trascinano. Sono pesi mortali. Io ho provato a trascinare un sacco di quelli che loro si portano dietro per 3 o 4 chilometri e mi sono ritrovato con le mani tagliate. Oltretutto c'è anche il sale che fa il suo lavoro. Ne usciranno solo dopo molte ore, scivolando più veloci dell'agile marea che ha fretta, trascinando sacchi massicci d'attrito con acqua da portare a riva, segnando a sangue le mani arrugginite dal sale e bruciate dal sole, a cui non è dato tempo per rigenerarsi. Perché questo? Per pochi dollari c'è chi si porta via la loro vita. Daranno sapore ai menù orientali, si scioglieranno nelle tisane delle diete, lisceranno la pelle incremata delle donne del mondo ricco per farle più belle. $1 a sacco, quindi un lavoro di $1 a sacco asciutte, non bagnate, quindi potete immaginare da soli la fatica e quanto ci sta dietro. India. Le foto di prima erano scattate in Sri Lanka, scusatemi se non l'ho detto, a Zanzibar, scusate. India. In India c'è il grande problema delle dighe. Questa donna sta aspettando che
il fiume, la Marmada che passa sotto, venga lasciata aperta, vengano lasciate aperte le acque e invaderanno tutti quanti i loro villaggi e i loro territori. Arundhati Roy, che è una grande scrittrice indiana, ha detto a proposito di questo che viene chiamata modernità: le grandi dighe stanno allo sviluppo di una nazione come le bombe atomiche al suo arsenale militare. In entrambi i casi si tratta di strumenti di distruzione di massa, usati dal governo per controllare il suo popolo. Ecco, questa per esempio, a me piace molto ricordare anche la storia dell'arte. Infatti la storia dell'arte un tempo era quella che parlava della vita delle persone, della gente, del popolo. Io questa foto l'ho chiamata Fuga dalla Narmada e mi permetto così di richiamarmi alla fuga in Egitto della Madonna con bambino e l'asino. Questa donna sta portandosi via la bambina per non perdersi poi nell'acqua che allagherà tutto il territorio, campi, pozzi di acqua che erano solo per le popolazioni che vivevano lì, per cui arriverà questa grande marea a distruggere tutto. Colombia. Il popolo indigeno Uwa sulle barricate. Anche questa mi piace richiamarmi alla libertà sulle barricate di Delacroix, che tutti quanti immagino riuscite a vedere con i vostri occhi della mente. Le pietre che ci sono dietro, Angelo Floramo le ha giustamente chiamate le ossa della terra. Questo popolo Uwa ha difeso il proprio territorio in Colombia dalle multinazionali del petrolio, dalla Oxy principalmente, che voleva portarsi via tutto il petrolio invadendo le terre e quindi sopprimendo in qualche modo tutta la popolazione, spostandola di luogo in luogo. E questo popolo ha fatto le barricate per impedire ai camion di entrare nel territorio sacro, se è sacro per loro, della Colombia e quindi appunto cominciare a estrarre il petrolio e distruggere l'ambiente. È una lotta che non so, credo non sia ancora finita, perché in questo momento Ucraina, Palestina, però non si sa più molto bene quello che sta succedendo in Sud America. Il Sud America è stato dimenticato. Non dimentichiamoci neppure appunto del problema del Sud America, perché anche in Sud America governi che stanno prendendo il potere sono tutti governi legati alle finanziarie. Ecco, non serve che vada oltre a questo accenno. Queste sono sempre le barricate degli Uwa. Qui siamo in Kurdistan, in Turchia. Non servono molte parole per ricordare la tragedia del popolo curdo. Queste sono tutte foto interne, perché dove avevano le loro tende, chiamiamole tende, ma erano più accampamenti fatti con rottami di plastica, con teloni neri, non potevano neppure uscire dalle loro tende, perché fuori c'era la polizia e i militari, per cui la loro vita, aspettate che sono tornato in... La loro vita è praticamente vissuta dentro a queste tende. Questa è la maternità curda in esilio. Un breve accenno alla Bolivia, dove le donne al tempo della presidenza di Evo Morales continuavano a fare molte assemblee. Queste sono tutte foto fatte nel territorio boliviano di assemblee di donne. Uganda, qua siamo in Uganda. Questa è una foto terribile, perché quello che era successo nei giorni precedenti, delle milizie armate erano entrate in questi villaggi e avevano bruciato tutto.
Quindi vedete, dietro tutte queste immagini che possono diventare anche belle da vedersi, ci sono delle storie anche delle tragedie, delle storie terribili. Le milizie entrate in questi villaggi hanno bruciato tutti i villaggi e hanno buttato sul fuoco i bambini piccoli, i neonati. Questa ragazza, 2-3 giorni dopo questi fatti, riesce ancora a avere questa forza. Sta giocando con il suo piccolo salvato ed è incredibile vedere persone che riescono, dopo tutto quello che accade, ad essere queste donne, dopo tutto quello che accade. Perché il problema della donna, c'è una cosa che mi prende spesso ed è la memoria involontaria. La memoria involontaria mi porta sempre a galla, mi porta sempre a ricordare delle cose che in qualche modo vengono messe nell'angolo. Invece, attraverso le immagini, questa memoria involontaria mi fa ricordare un mucchio di cose, un mucchio di avvenimenti, un mucchio di situazioni umane e soprattutto un mucchio di donne. Le donne sono sempre, comunque, spessissimo loro che io ho incontrato. Luciana ha scritto all'inizio del libro che finalmente non ci sono uomini in queste fotografie, ma non ci sono uomini perché io ho fatto più fatica a incontrarli. In prima linea ho sempre visto le donne, nel lavoro, nella cura della casa, delle loro capanne. Gli uomini sono stati meno presenti nei miei viaggi, ma non perché io non li cercassi, ma perché sono meno presenti di fatto nelle situazioni della vita, della vita di questa umanità. Ancora questo in Uganda, negli anni '80, qui vedete che ci sono 2 persone anziane davanti e dietro dei bambini giovani. Negli anni '80 in Uganda ci sono perse 2 generazioni. L'AIDS praticamente ha distrutto 2 generazioni di ragazzi e di ragazze. Per cui i più piccoli sono stati tirati su dai nonni, perché 2 generazioni sono scomparse. Quindi persone anziane e bambini. Congo, qui siamo nei campi profughi del Congo. Vi dico, almeno così situate quelle fotografie che avete visto prima con la musica di Paolo. Qui siamo in Sri Lanka, le donne del tè. Altra storia incredibile questa di queste donne che dalla mattina all'alba fino alla sera, poco prima che venga buio, continuano a raccogliere le foglie del tè, che noi sappiamo bene che cos'è, ma la fatica di queste donne per raccogliere 8, 10, 12 ore le foglie del tè, per degli stipendi irrisori oltretutto, non solo, ma vivono in accampamenti dove i padroni dei campi di tè le fanno pagare l'affitto, pagano l'acqua. Per cui i soldi che prendono, quei $4 che prendono per mantenersi, poi glieli restituiscono al padrone stesso perché devono pagarsi l'affitto e il mangiare che gli viene dato sempre dai padroni di queste aziende. Praticamente è un lavoro, è schiavitù. Ecco, come vedete qui c'è la presenza di un uomo e non fa una bella figura, mi pare, no? È il controllore della situazione che sta prendendo nota. Oltretutto questi cesti la sera devono essere riempiti, altrimenti perdono anche il guadagno della giornata, non vengono pagate. Non sono foto o immagini come qualcuno magari potrebbe pensare terzomondiste, no? Si parlava di terzo mondo una volta perché sono cose che stanno accadendo ancora, sono attuali. In questa situazione non è cambiato molto, per cui è una situazione presente. E drammaticamente c'è anche la guerra, queste ragazze giovanissime con
armate. Questo è io da parte mia ho sempre voltato le spalle alla guerra, anche trovandomi in luoghi di guerra ho evitato di starci nel mezzo perché sono contro le guerre. Però questa è un'immagine terribile, se volete, non ha nulla di terribile, eppure è terribile. Queste sono la popolazione tamil, anche le donne prima del tè, sono del popolo tamil, che in Sri Lanka ha una guerra che ancora non è terminata, un pochino meno, però sono decine di anni che va avanti, e queste ragazze di questa età sono costrette a vivere questa situazione. Sembra quasi una collana questo contenitore di pallottole terribili. In Messico, dopo 500 anni di sfruttamento, in situazione in Messico è ancora pesante. Ci sono 55 etnie indigene ancora che vivono e parlano la loro lingua e che resistono con la loro lingua e con le loro non voglio usare il termine identità, con la loro vita, con le loro tradizioni, con i loro valori, con il loro rapporto con la terra. Qui sono riuscito a raccogliere il chicco di mais che scende dalle mani per andare a far sperare che nasca qualcosa, perché in certe situazioni anche Messico, Sierra Tarahumara, il popolo Tarahumara che è ridotto ai minimi ormai anche numericamente, deve coltivare i propri terreni sempre più in alto, perché il loro territorio, quello dove loro hanno vissuto per secoli, è stato comprato dalle finanziarie, per cui viene seminato il mais transgenico, no? Per cui loro sono costretti a salire sempre di più, fino a che adesso hanno dei pezzettini di terra in mezzo alle montagne, in mezzo alle rocce, costretti a scendere e andare a comprare il mais transgenico per riuscire a sopravvivere. Per cui il mais, che per loro era tutto, non solo il cibo, ma c'era la filosofia proprio del mais. Sapete che quando lo mettevano nei contenitori dicono che il mais dorme, riposa, in attesa di svegliarsi. Per cui anche questo sta scomparendo. È un popolo ridotti a qualche migliaio di persone nella Sierra Tarahumara, in Messico. Questa è un'immagine che piace molto a Giampaolo Gri, se ricordo bene. Sono le parteras dell'Ecuador, e per spiegarla, se lo trovo, vedete che vediamo se riesco a trovarlo. Eccolo qua. Allora, Giampaolo Gri ha scritto su questa foto 2 righe. Un attimo duraturo, perché questa immagine ha catturato e trasmette una carica simbolica potente che la fa trascendere tempo e contesto. Sta filando camminando. In Ecuador, siamo in Ecuador, nelle montagne, quando le parteras, chi sono le parteras? Le parteras sono le nostre vecchie levatrici. Si spostano nelle montagne per andare a far nascere i bambini e lavorano, nel tragitto lavorano perché devono produrre qualcosa per la casa, quindi filano per portare a casa qualcosa dopo che hanno terminato il loro viaggio e hanno fatto nascere i bambini. L'altro giorno ho sentito la mia amica Doris dall'Ecuador e questa pratica è stata vietata. Possiamo anche capire perché. Le infezioni sono il primo problema quando nascono i bambini in questo termine, certo. Però
hanno fatto nascere anche qui, non so fino a quanto tempo fa, ma prima della Seconda Guerra Mondiale ancora, ma anche dopo, esistevano le levatrici. Però questo impedimento di andare a aiutare le donne a far nascere i bambini non è stato sostituito con nulla. Cioè non ci sono alternative. Quindi questa pratica è stata vietata, però le donne non hanno più la possibilità di essere aiutate neppure dalle loro levatrici. E adesso queste immagini, di queste foto ho fatto una mostra in Ecuador, nelle loro montagne. È stato molto bello quando loro si sono viste in fotografia appese alle pareti, è stata una cosa emozionantissima, perché non riuscivano a capire che erano loro stesse, e si guardavano, si vedevano, ma sono io, sei tu, e ridevano come matte, era un ridere continuo nel vedersi in foto. Ecco, questa per esempio sta guardando il microscopio, però il berretto non ha voluto toglierselo. Il cappello alle levatrici dell'Ecuador non si toglie mai. Io non so se dormono col cappello, è probabile che anche quello facciano. E quando ha guardato dentro il microscopio, ha detto una cosa incredibilmente, che a noi sembra banale, ma mi ha guardato e ha detto: ma il sangue allora è vivo? Ecco, qui torniamo, facciamo un salto vicino, prima eravamo lontano, Cave del Predil. La storia dei Cave del Predil forse voi la sapete, ve la ricordate. La miniera chiusa nel 91 e quindi siamo qui le donne di Cave che hanno combattuto con il paese per mantenere viva ancora. Avevo scritto alcune righe ma non le trovo, ma non importa, va bene. Ecco, durante questi viaggi, ecco, e chiudo con la Palestina, le immagini, chiudo con la Palestina, non serve che aggiunga nulla su questa foto. Questa è stata scattata durante la prima intifada e l'ho chiamata il corteo delle piangenti, sempre per richiamarmi anche alla storia dell'arte. Se vedete c'è una goccia, c'è una lacrima che scende alla donna nel mezzo. Dall'altra parte avevano appena ucciso 3 o 4 delle loro compagne. Nella fotografia ho sempre cercato di raccogliere la durata, cioè quello che rimane nel tempo dell'immagine. Esattamente l'incontrario di quello che si fa oggi con i telefonini, con la fotografia digitale. Si scatta continuamente in qualsiasi posizione. Invece il riuscire ad avvicinarsi alle persone e quindi dialogare con loro, stare con loro, essere parte stessa della loro vita e raccogliere un attimo che è l'attimo della durata, che è l'attimo che può restare, come la fotografia prima della parterre col filo in bocca, che travalica tutti i tempi e tutti gli spazi e rimane nel tempo e nella durata. Telefonini, macchine digitali, non è possibile fotografare continuamente uno scatto dietro l'altro. La raccolta di un'immagine è preziosa, la raccolta di un'immagine è vuol dire anche il rispetto di quello che stai raccogliendo e di quello che ti stanno donando, perché è un dono. La ricerca proprio di un'immagine che venga donata, di un rapporto tra te che fotografi e loro che ti hanno accolto e che si lasciano fotografare.
è questo che deve restare, quello che dovrebbe restare. Io spero che nelle mie fotografie rimanga questo strato di durata, di emozione, tra l'altro emozione. Quando si è davanti agli esseri umani, come si fa a non essere emozionati? Ed è un'ultima cosa, poi ho chiuso, per fortuna. C'è la copertina dell'ultimo libro di Giampaolo Gri, che qua viene citato in tutti i momenti, che è una fotografia di una mano incisa nel legno in torsione con un cacciavite. Mi pare che era un cacciavite, no? E vuole significare proprio la trasmissione tra il pensiero, la mente, l'atto e lo strumento. Ma parte dal pensiero, parte dalla mente, La camera fotografica è la stessa cosa per me. È l'occhio diventa quella mano, la camera fotografica è il cacciavite e chi fotografa è il pensiero. È quello che pensa quello che deve fotografare, quello che deve fare, quello che deve lasciare. E cito a memoria questa cosa e finisco. La relazione tra pensiero e atto. Gli occhi, torniamo all'occhio, la fotografo torna all'occhio. Gli occhi possono essere mani miracolose, il cacciavite, e avere un tatto delicato della cornea, delle ciglia, come delle mani che toccano in modo imprevedibile sia i vicini, i prossimi che i lontani. L'occhio è uno strumento, è come quella mano per trasmettere un pensiero. Adesso per un po' di anni non mi sentite più. La tua memoria involontaria diventa la nostra memoria attraverso le tue fotografie, quella durata che tu cogli diventa durata nuovamente per noi. Ci hai raccontato quello che c'è dietro le fotografie, l'incontro come prima cosa, le emozioni, il contesto durissimo di queste donne. Ci hai parlato di terra, di fatica, di emozione e ancora di maternità. E torno alla maternità e guardo Nicole Koceancic perché vogliamo ascoltare la sua voce, perché c'è una voce che in qualche modo tutti conosciamo e teniamo dentro, che è quella della nostra madre. Ogni madre ha il suo timbro, ha il suo colore, ha il suo respiro, e di madri parlano e cantano spesso proprio le villotte, i nostri canti popolari. Tra questi abbiamo scelto Donne Mari, Nicole Koceancic. Donne Mari, io saluti e us auguri ogni ben. Il mio sposo mi domanda, scugni là con gli occhi arben.
Va con Dio e con la Madonna, va con Dio e col Signore. Io quel che ti raccomandi, là che tu vas, mo fatti onore. Ci portais in queste chiese, ci portais a che ho fuc, donne Mario puarti a che pace no era in tagliolo. Chiare figlie c'è busto di mio, bustulat oppur l'onor. Donne Mario no vuoi l'art, vuoi l'onor, plui blanda là. Donne Maria, us saluti e us auguri ogni ben. Il mio sposo mi domanda, scugni là col mio chiar ben. Grazie. Angelo Floramo, parliamo di madri e la parola viene a te. Onor, ogni ben, scugnilà. In questa storia ci sono i destini delle donne, anche di scelte obbligate. A te che racconti la nostra terra non come patria ma come matria. Le donne, lo sguardo delle donne di Danilo De Marco e le donne della nostra storia. Tu hai scritto la prefazione al libro Un mondo di donne in cammino, una postfazione che si intitola Devo stare dentro i tuoi occhi per vedermi. E qui il riferimento è ai versi bellissimi di Tavan. E questi occhi sono occhi di donne. Sì, io sono convinto da sempre che se nel mondo ci fossero matrie e non patrie, forse ci sarebbero meno guerre. Penso che nessuna madre sia felice di vedersi recapitare il corpo del figlio o del compagno o del fratello in un sacco di plastica per nessuna bandiera. E credo che le donne, sono profondamente convinto di questo, siano una parte sana, migliore del mondo, proprio perché nel corso della storia hanno sempre dato motivo di far capire che resistono, sono partigiane e resistenti, anche quando non le fanno parlare su TG3, e hanno la capacità di far esplodere la loro utopia nello sguardo e nelle mani, non solo interrogandoti. I quadri, ed è bello chiamarli quadri, gli scatti di Danilo
hanno sempre questa potenza interrogativa, no? Tu li guardi, lo ha fatto con i partigiani, lo ha fatto con le donne adesso, ed è come se ti sentissi tu sotto inchiesta. Sono loro che ti chiedono: e tu che cosa stai facendo? Io sono qui a trascinare i sacchi di alghe, e tu che cosa fai per me? Sono qui a salvare mio figlio dal rogo dell'eccidio, e tu? E tu stai pensando al parcheggio, al supermercato, a consumare la vita, a spenderla, mentre i 2/3 di umanità ci passano accanto e molto spesso sono guidati da donne pastore. Le donne sono pastori di uomini, di vecchi e di bambini. C'è una sciamannata responsabile del WWF regionale che qualche tempo fa ha scritto che esiste un'emergenza ecologica sul Carso tra Trieste e Gorizia. Sono tutte le carabattole che i profughi, i rifugiati, quelli che passano lungo la via balcanica, si lasciano dietro i loro passi. Questa sarebbe l'emergenza ecologica. Quando l'ho commentata con le mie ragazze e i miei ragazzi a scuola, ho detto che equivarrebbe all'espressione di uno che nella Germania del 1944 dicesse che il puzzo dei forni crematori appestava la limpidezza dei cieli tersi della Germania. Pochi hanno alzato la voce nei confronti di queste sciagurate affermazioni. Un gruppo di donne a Trieste invece si è raccolto nella piazza davanti alla ferrovia, non per gridare slogan, non per dire che esistono delle imbecillità dette anche dalle donne, perché esistono anche donne stronze, si diceva un tempo, non soltanto uomini ovviamente, no? Ma quelle donne lì, ed erano donne, in silenzio si sono messe ad accogliere quei profughi della via balcanica, curando le ferite dei loro piedi. Si sono prese cura delle ferite dei loro piedi, non dicevano niente, non avevano bisogno di dire niente. Si sono messe lì, si sono sedute sulle panchine, quelle che il sindaco di Trieste vorrebbe segare perché sono in qualche maniera un disdegno per il decoro della città, e si sono messe a curare i piedi dei vecchi, dei bambini, delle donne, di quelli che insomma le derive del mondo ci portano fino a pochi passi dalla nostra indifferenza, oltre le siepi, si diceva, della nostra indifferenza. Io non posso non rimanere indifferente nei confronti della forza e della potenza che le donne che ho avuto il pregio e il privilegio di incontrare, come è accaduto per Danilo, ce l'ha detto, mi hanno comunicato. Vi porto così veloci suggestioni, ma velocissime perché siamo tutti molto curiosi di sentire la compagna. Ormai non si dice più, no? È una cosa che diventa c'è quasi un pudore. Che poi è chi spezza il pane assieme a noi. Compagno e la compagna sono quelli che condividono con noi la pagnotta, l'unica pagnotta che abbiamo sul tavolo, però pensiamo di doverla dividere perché non la vogliamo tenere tutta per noi. Questo me l'ha insegnato mia nonna, che era un'altra donna, molto povera. E non divideva il pane, non aveva neanche il pane, divideva la polenta, perché c'era la polenta che costava meno del pane. Ma poche suggestioni, sono quasi tutte legate al mestiere che faccio, e mi dispiace anche chiamarlo mestiere, che è quello dell'insegnante. Qualche giorno fa una ragazza di quinta che è nata in Italia, ma entrambi i genitori che vengono dal Marocco, mi scrive un tema che mi è talmente forte che non riesco a leggerlo in classe. Io i temi li correggo insieme, non li porto da casa, anche perché sono pigro. Li correggo assieme a loro. Il tema che lei mi scrive è un tema di una potenza incredibile. Questa ragazza che ha 19 anni mi dice: io mi sono sempre vergognata di essere marocchina. Mi sono vergognata quando mio padre veniva a parlare con lei, professore, e non riusciva ad articolare le parole in lingua italiana. E mi sono vergognata ancora di più di mia madre, che era velata e quindi non entrava a scuola, rimaneva dietro un angolo nel giardino, e io mi sono vergognata di lei. E mi vergognavo per i miei capelli crespi e neri, e avrei tanto voluto essere come mia sorella, che invece aveva i capelli lisci. E quando la incontravano dicevano: ma da dove vieni? Ah, sei marocchina, ma sai che
non lo si direbbe? E io ero invidiosa perché invece io sembravo e sembro marocchina. Poi ho capito tante cose e mi sono vergognata di essermi vergognata. E io questo detto da una ragazza che ha 19 anni lo trovo come un'affermazione di libertà assoluta. Mi ha insegnato che non ti devi vergognare se non fai del male. E poi mi ha fatto ridere facendo pensare a questo bislacco paese nel quale noi viviamo e ci troviamo, che è un paese profondamente razzista, è un paese che si dimentica degli altri e fa ancora le differenze. Lei fino a qualche mese fa non godeva degli stessi diritti dei suoi compagni di banco, perché pur essendo nata in Italia, era nata da genitori marocchini, ma adesso che ha compiuto 19 anni è arrivata in classe con la carta d'identità italiana. E mi ha detto, prof, è un giorno che sono italiana e quel coglione di mio padre marocchino mi sta già sulle scatole. Come per dire, è una malattia. È una malattia. Mi avete contaminato, sono diventata come voi. Ovviamente no, non era così. Stava gridando un'invettiva a suo modo. Chiedo scusa per il termine padre, che so che ogni tanto è irresponsabile. Gridava la sua invettiva, la sua voglia di concepire il mondo e di guardarlo dalla sua prospettiva. E non ho potuto fare a meno di pensare ad un'altra mia studentessa che veniva dalla Somalia in un periodo in cui nel Tigray ci si uccideva come ci si uccide oggi, anche se nessuno ne sa nulla. E mi ricordo di aver accompagnato quella classe lì in un museo archeologico in cui c'erano 2 pietre piatte con dei semini vicino, erano pietre del 3000 a.C. E alla domanda dell'archeologo ai miei studenti italiani, alle mie studentesse italiane, ma secondo voi a che cosa servono queste pietre? Lei non ha detto nulla, le ha prese, si è inginocchiata per terra, ha messo i semi su una delle 2 pietre e l'altra ha cominciato a frizionarla, chiaramente con una certa paura dell'archeologo perché erano comunque 2 pezzi del 3000 a.C. E ha fatto la farina e ha detto, questo ancora si fa nel mio paese. Quando tu fai il pane ti devi inginocchiare davanti alla terra. E io le ho detto, ma scusa, ma perché la terra è donna come te? No, perché la terra è madre e io davanti a mia madre mi inginocchio sempre per ringraziarla di essere qui adesso. Sono parole forti che vengono dagli occhi di una ragazza. Non la troviamo nei libri di storia, la troviamo però nei ricordi. Ultime 2 suggestioni, ma insomma sono abusate, quindi non servirebbe neanche ricordarle, ma le maestre slovene che durante l'improvvido ventennio fascista hanno resistito e sono state partigiane prima ancora che nascesse la resistenza, prima ancora dell'8 settembre del 43, e facevano la resistenza con i libri. Si nascondevano sul Carso triestino e goriziano e continuavano ad insegnare ai loro studenti, che avevano la proibizione di parlare la lingua slovena, brutta lingua di incivili e di barbari, di cimici e di parassiti, e loro insegnavano Presciren, insegnavano Kosovel, insegnavano di nascosto. E quando i fascisti le prendevano, le chiudevano in prigione nel Coroneo con le puttane, così mi hanno raccontato, con le puttane. Come per dire che erano puttane anche loro. Ma quando me lo raccontavano dicevano sì, ma quelle donne del carcere lì, come le chiamavano loro, le puttane, ci consolavano la notte quando noi piangevamo, avevamo 18, avevamo 19 anni, eravamo giovani maestre, ci consolavano e ci chiamavano figlie. E allora mi ha detto una maestra slovena del Carso, io ho capito che ci sono puttane e ci sono figli di puttana, io preferivo le puttane, non quegli altri, ma sono donne resistenti, sono donne resistenti. E chiudo davvero con questo perché ho parlato anche troppo, sono appena tornato dalla Bosnia, ci vado ogni anno porto le mie ragazze e i miei ragazzi, non perché facciano il turismo sui luoghi di una guerra che 30 anni fa è stata una guerra fratricida, anche se non lo vogliono ancora ammettere i fratelli che si sono ammazzati, ma perché scoprano quanto le donne sono state capaci di vincere la pace, non vincere la guerra, l'ho ripetuto tante volte. Quelle donne lì, ogni volta che io le incontro mi dicono, sai che noi abbiamo vinto la pace?
Sai che è facile vincere la guerra? Vincere la pace significa riconoscere nelle ferite delle altre, quelle che noi consideriamo le altre, le nostre stesse ferite. Sono uguali, non c'è differenza. Noi abbiamo vinto la pace. E a Potocari, dove più di 8.000 musulmani dai 16 ai 65 anni giacciono massacrati dall'odio etnico e dal genocidio, loro se ne stanno lì in silenzio, sono donne che camminano tra le tombe e quando tu ti avvicini tirano fuori da un fazzoletto qualche cosa e ti danno da mangiare, si prendono cura di te e ti dicono grazie. E tu dici, ma grazie per che cosa, signora? E loro rispondono, grazie per essere venuti a raccogliere una memoria, perché finché vive la memoria il mondo continua. E io per questo credo che davvero la matria sia un futuro a portata di mano. Dobbiamo soltanto crederci e pensare che possa esistere, magari anche con una rivoluzione. Grazie. Luciana Castellina, scrittrice, giornalista, tra i fondatori del Manifesto è stata direttrice di Liberazione, è stata deputata italiana ed europea, presidente della Commissione europea per cultura, gioventù, istruzione, mezzi di informazione, da sempre in prima linea per le donne. Abbiamo pensato di introdurla con un omaggio, con il tango della femminista, Nicole Kocijancic. Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. Eccola spunta l'ometto, c'è cascato za. N'ha guardata, n'ha bruciata, quello è corco e non ci prova più. A tango della femminista, tango della ribellione, col sorriso un po' lupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada a tutte le ore, dove pare e chi la fermerà. Eccola spunta il bulletto, c'è cascato za. N'ha guardata, n'ha bruciata, quello è corco e non ci prova più. A tango della femminista, tango della ribellione. Oh, tango della femminista, tango della ribellione. Con la chioma sciorta al vento e il sorriso attamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena, se ne va. Desta sola in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista,
l'ha sgamata insieme a tante, e chi la ferma più? Luciana Castellina, essere donne è una conquista. Ma essere donna non lo sappiamo cos'è. Questa è la prima cosa che dobbiamo dire. Non abbiamo ancora capito. È lungo il processo. Ma io, poco prima di vedere le fotografie di Danilo, avevo ricevuto un libro in regalo dall'America con il nome Only One Woman, solo una donna. Ed era un libro di tante fotografie di convegni, congressi, momenti sociali di tutti i tipi, culturali o non culturali, in cui ogni volta c'erano 50, 60 nella fotografia uomini e una sola donna. Le fotografie erano soprattutto nel passaggio dell'altro, tra l'Ottocento e il Novecento, quindi la donna aveva sempre un cappellino con i fiori, come erano vestite allora. E dopo ho visto le fotografie di Danilo e la cosa mi ha fatto particolarmente impressione perché sono arrivate improvvisamente con le tue fotografie tante donne. E non è usuale, badate, perché qual è lo spazio delle donne? Sì, sappiamo che sono tante, anche qui ce ne sono tante, ma c'è uno spazio delle donne. Uno spazio delle donne non c'è perché non si capisce, non si è ancora capito qual è il loro spazio. Cosa sono le donne nella nostra società? Guardate, sembra una domanda banale, ma non è così, non lo sappiamo neanche noi in realtà. C'è un libretto che ho letto in questi giorni di una, che si chiama Bragi, mi pare, che fa un'immagine su questo, si chiama proprio Lo spazio delle donne. E a un certo punto dice: le donne, ecco, sono come una grande elefantessa chiusa dentro uno spazio scomodo, chiuse, si vede che stanno a disagio e ci sono tanti uomini che parlano e vanno avanti a parlare come se l'elefantessa non ci fosse neppure. E questo è così, certo che siamo tante, però lo spazio che occupiamo nella società è poco. Non è tanto una questione che non ci fanno fare qualche mestiere o l'altro, guardate, ormai le donne sono la maggioranza nella magistratura, la maggioranza nel settore sanitario e così via, ma questo non basta a dire che noi segniamo uno spazio nella società specifico e grande. Io faccio parte di una generazione in cui il femminismo non c'era. Il femminismo è stata una scoperta molto più tardiva, negli anni 70. La mia generazione, il problema c'era quella che chiamavamo l'emancipazione delle donne. E cosa voleva dire l'emancipazione? Che dovevamo emanciparti per diventare bravi come gli uomini. E le donne che cosa si sentivano e come venivano considerate? Ma anche loro si sentivano un po' meno degli uomini, un po' più handicappati, un po' più stupidi, un po' più debolucci, più malaticci, e noi ci vergognavamo di essere donne. Io ho passato tutta la gioventù
e anche quando ho cominciato a lavorare, facendo di tutto perché nessuno si accorgesse che ero una donna, perché insomma essere un uomo era meglio, no? Ecco, le donne erano peggio, insomma. E quindi ci siamo sforzati, consideravamo per esempio molto mortificante essere addibiti a lavori che erano lavori specifici delle donne. Il Partito Comunista in cui ho militato, ecco, per esempio c'erano le cellule femminili, e le cellule femminili era una cosa che io non ci volevo andare perché devo andare in questo posto qui, eccetera. Quindi il lavoro ci chiamavano le donne maschie, quelle che facevano un altro lavoro. E quindi ci è voluto tempo perché noi capissimo che l'obiettivo di diventare come un uomo non era un grande obiettivo, francamente, che c'era di meglio che si potesse fare che non cercare disperatamente di somigliare agli uomini. Ma mi è venuto in mente che ci hanno talmente piegato a questa idea che bisognava essere come gli uomini, che l'obiettivo era quello. Mi è venuto in mente di ripensare, molto recentemente, non ci avevo mai pensato, alle Amazzoni. Ma vi rendete conto che le Amazzoni si sono tagliate un seno perché poter essere come un uomo che tirava l'arco, e se no non l'avrebbero potuto fare perché era ingombrante? E ricordate che le Amazzoni non hanno un seno, no? Sono donne che hanno pensato che per affermarsi dovevano addirittura tagliarsi un seno. Allora, questa questione qui di chi siamo, badate, il femminismo cos'è stato? Il femminismo è stato il momento in cui finalmente le donne hanno cominciato a pensare a cosa erano, perché non lo sapevano. Quando le donne hanno cominciato a fare i gruppi di autocoscienza, come voi sapete molto, che hanno messo in crisi i partiti, tutti i movimenti della nuova sinistra, la lotta continua, addirittura saltata per aria, perché le donne a un certo punto hanno cominciato a dire che volevano riunirsi fra di loro, ma anche noi al manifesto, eccetera. E perché è stato invece un grande momento? Perché è il momento in cui le donne hanno capito che dovevano fare un'inchiesta su loro stesse per capire chi diavolo erano. Perché la nostra identità è stata colonizzata, ci hanno messo gli uomini, non noi, addosso una gabbia, un'identità, e quella noi abbiamo creduto. Simone de Beauvoir dice una bellissima frase e dice: capire cosa vuol dire essere donna è un lavoro di tutta la vita. Ed è vero, perché o capivamo che bisognava essere come gli uomini o se no non sapevamo chi eravamo. E io ho apprezzato solo dopo un certo tempo questo fatto che i gruppi di autocoscienza erano un'inchiesta su noi stessi e che le donne si erano finalmente messe al lavoro per capire appunto quello che non sapevano, perché avevano accettato, creduto alla identità che era stata cucita addosso. E badate, questa è una cosa seria, perché tutta la nostra società è stata modellata sull'identità maschile che è stata cucita addosso alle donne. E questo è stato il grande imbroglio storico che ci è stato fatto. Pensate che, e l'imbroglio qual è stato? È stato di immaginare che nascevano degli esseri umani neutri, e questo essere umano neutro, che come sapete non nasce perché bambini neutri non ne nascono, era un essere umano a cui era stato, lo chiamavano neutro, ma quel neutro era tutto disegnato sull'identità maschile e noi donne dovevamo stare dentro quella identità. Tutte le nostre leggi, badate, tutte le organizzazioni della società, del tempo, del lavoro, tutto, pensate, persino una cosa che ho scoperto solo recentemente, perché anche su questo le donne si sono svegliate finalmente, tutti i contratti di lavoro, quando c'è la trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro, sapete che quando si fa un rinnovo di un contratto di lavoro anche si prendono in considerazione le malattie professionali, quello che quello specifico lavoro può produrre di negativo sulla persona. E si prende sempre in considerazione il corpo dell'uomo, anche se è un settore di lavoro dove ci sono una quantità di donne, perché per via del neutro, è sempre l'imbroglio del neutro. E allora svelare l'imbroglio del neutro è stato importantissimo. Quando io ho visto tutte le fotografie
di botto, dopo aver visto tutte quelle immagini con una donna sola, io ho sentito una cosa molto forte, molto sconvolgente. Ecco, finalmente le donne si mostrano tutte insieme e dicono siamo qua. Io non le avevo viste mai tante fotografie di donne. Tu le avevi viste? Di donne sole, sì, le donne di donne sole, sì, ci sono le donne, però per essere ritratte dovevano essere bella o allattare, no? Le due cose si devono essere, e punto e basta. Però donne, tante donne insieme, tutte quante con un'aria fiera che guardano dappertutto così, è un fatto recente. E io credo che questo noi dobbiamo dirlo. La sola rivoluzione che si è ricominciata a fare e che si continua a fare, perché purtroppo non ne stiamo facendo nessun'altra, è quella delle donne. E questo è un grande fatto positivo. Poi le donne sono anche cattive, tu dici che sono tutte buone, no, sono anche cattive, per carità. Ecco, è il fatto che voglio dire, che sono cattive a modo loro, ecco, capito? E che sono buone a modo loro, sono due concetti diversi. Il problema è che sono diverse, sono un'altra cosa, e si dà il caso che sono una cosa che dovrebbe incuriosire gli uomini. Sarebbe anche una grande operazione culturalmente interessante se gli uomini si mettessero a capire cosa sono le donne, cioè cosa di specifico, di diverso sono. E questo certo è un lavoro che dobbiamo fare. Forse abbiamo anche qualche responsabilità in questo senso, nell'aiutarli a capirci, perché non possiamo andare avanti. Viviamo in uno stesso posto. Io credo che un obiettivo debba essere, io solo perché si riconoscono le differenze di tutti quanti, però a condizione si lavori anche per queste differenze, per mantenerle e però riuscire a essere dialoganti con quello che c'è di diverso. E quindi, siccome io credo che, vedete, io penso anche il femminicidio, se ne ammazzano tante. Ma però badate, se ne ammazzano perché abbiamo vinto. Non so, che fare la rivoluzione è pericoloso, è sanguinoso, non è un pranzo di gala, diceva Lenin, e non si fa senza spargimento di sangue. Però guardate bene quali sono le donne che vengono ammazzate. Non le poverette, le deboli, quelle che si fanno mettere i piedi in testa, sono quelle che si ribellano, che se ne vogliono andare, che hanno lasciato l'uomo, che vogliono scegliere una vita. Quelle vengono ammazzate, e vengono ammazzate perché io capisco che gli uomini oggi vivano una grande crisi in rapporto alla rivoluzione delle donne, e che quindi in qualche modo c'è anche un compito, come dire, di aiutarle, non a simularsi uomo, per facilitare la comprensione, ma proprio per imporre un dialogo e un confronto anche, finalmente. Sono ottimista, badate, perché nonostante le difficoltà che ci sono, lo sappiamo, le donne hanno fatto la loro condizione in questi anni, è una delle poche cose che è andata avanti. Pensate che sono ascoltate oggi. Pensate anche a un movimento che per tanti versi ci può sembrare anche un pochino così stupidino, il Me Too, no? Quello anche io sono stata, tutti quanti. Quel movimento è riuscito a mandare in galera gli uomini più potenti di Hollywood. E vuol dire che le donne nella loro denuncia sono state credute, ma non era mai successo. Gli avrebbero detto: ma no, vai dietro, dito cosa dici, eccetera. Hanno mandato in galera uomini potentissimi, vuol dire che sono state credute. È un altro passo avanti che credo molto, molto importante. E quindi sono ottimista da questo punto di vista. Quello che mi preoccupa molto oggi è questa storia dei bambini. Mi preoccupa perché temo che si arrivi alla fine a usare questa questione dei bambini per toglierci il diritto al lavoro, che è un diritto che abbiamo faticato a conquistare. Nel dire, perché questa è la cosa grave, le donne sono la maggioranza della magistratura, sono la maggioranza del settore sanitario, sono moltissime anche le dirigenti di impresa, di azienda, anche di aziende importanti, grandi. Poi andiamo a vedere
i dati, quelli delle dirigenti aziendali l'hanno proprio ricercati, sono precisi, il 35% dei dirigenti di azienda hanno figli, le donne dirigenti dell'azienda hanno figli soltanto al 30%, vuol dire che per diventare dirigenti d'azienda hanno dovuto rinunciare a fare dei figli. Ora uno poi è libero naturalmente di decidere, ogni donna è libera di decidere se li vuole i figli o se non li vuole, non può essere obbligata a farli, però ha anche il diritto di poterli fare i figli e quindi di poterli fare anche se lavora. E io ogni tanto ce l'ho con le quote rosa, vi dico la verità, perché non si può piangere perché non ci sono donne deputate abbastanza o perché non ci sono abbastanza donne in una serie di settori di lavoro. Perché se tu vuoi fare dei figli non lo puoi fare quel lavoro, se non si cambia completamente la società. Quando io dico che hanno l'imbroglio del neutro, vuol dire che noi dobbiamo rivedere tutte le leggi, ma persino gli orari dei negozi, come è organizzata la società, le leggi, tutto il modo in cui è organizzata la nostra città, per fare in modo che la nostra esistenza di esseri diversi venga riconosciuta e non coperta dall'imbroglio del neutro. E finché non abbiamo fatto questo, e finché non abbiamo capito che fare questo, dire soltanto che dobbiamo essere aggiunte agli uomini, ma dentro un mondo che rimane maschile, io questo credo che sia pericoloso. Capisco che c'ha un valore simbolico parlare delle quote rose, dire che le donne sono arrivate lì e là, però c'è dentro un equivoco pericoloso che il nostro problema sia appunto quello di aggiungersi agli uomini, di diventare un altro pezzo di una società maschile. E quindi io penso che sarebbe bello attaccare, guarda, tutte le fotografie che tu hai fatto, in cui ci sono tante donne che si fanno vedere nel loro lavoro, che affermano il loro modo di essere, perché è un messaggio, un manifesto di battaglia. E sarebbe bello attaccarlo da tutte le parti, no? Tutti i posti dove si va, dai luoghi di lavoro ai luoghi di svago, ai treni, alle case, eccetera, dappertutto, per far vedere una forza che va avanti e che ha capito che affermare se stesse è la condizione da questo punto di vista. E io penso che dagli anni 70 in poi questo percorso si sia fatto. A me lo ha spiegato molte cose mia figlia. Sapete bene che in generale i figli insegnano ai genitori molto di più di quanto i genitori riescono a insegnare ai figli, perché ti rimettono un po' in pari con il tempo che corre. E mia figlia una volta mi ha detto: ma perché tu non vai mai a cena con delle donne? Vai sempre a cena con degli uomini. E ci ho pensato ed era vero. Non mi era mai venuto in mente che si poteva andare a cena con delle donne. E mi sono vergognata di questa cosa, francamente. Però me l'ha insegnato mia figlia con un'osservazione banale. Vabbè, quindi ci abbiamo da imparare molto, però io credo che insomma la rivoluzione procede e purtroppo è una delle poche che per ora è vittoriosa, e quindi grazie Danilo, perché quello è un bel emblema, un bel messaggio, un bel distintivo. Bisognerebbe riprodurre un piccolo, anche non un libro, così non si può portare, ma insomma fare delle cose per cui tutti quanti si vedano tante donne che marciano e che vanno avanti. Luciana Castellina, che è anche autrice della prefazione del libro, con pensieri che sono veramente lampi di luce per noi, non solo quell'imbroglio del neutro, ma anche poi dentro l'identità donna, la diversità di donna in donna, perché poi ci mette anche di fronte a questo rischio dell'omogeneità dentro il genere donne.
tanti altri pensieri che sono veramente dei lampi di luce per noi. Siamo partiti dai quadri di Danilo De Marco e siamo arrivati all'oggi, a parlare della maternità oggi, a parlare del lavoro oggi, e questo mondo di donne in cammino, che è il nostro mondo, è un mondo in guerra. Lo dico perché so che questo è un messaggio che Danilo De Marco vuole dare. È qui che approdiamo, perché ci riempiamo la bocca di parola pace e poi in realtà continuiamo a vivere questo contesto di violenza, che è una violenza verbale, una violenza fisica, una violenza militare. Io cito una delle tante donne in cammino di cui mi sono occupata, Bruna Sibille Sizia, che ha scritto molto di guerra e diceva che per dimenticare una guerra basta cominciarne un'altra. E allora, di fronte a questo riempirsi la parola di pace, qual è la soluzione? Ne parlavamo proprio in questi giorni con Danilo De Marco e insieme abbiamo riflettuto su una frase del filosofo scrittore Franco Berardi, detto Bifo: l'ultima strategia è forse disertare. Danilo, a te quest'ultimo pensiero e poi io vado a introdurre l'ultimo canto. Ma hai già detto quello che dovevo dire io e va benissimo. Ma certo, cosa fare se non disertare? Disertare da queste guerre che ancora si ripetono, inutili, che portano soltanto denari ancora ai potenti, vanità a chi ha il potere. Credo che disertare la guerra, soprattutto dirlo ai giovani, disertate, e poi ci impegniamo in un'altra cosa, ci facciamo insieme per crescere assieme in una società. Ma la diserzione e la pace vanno, secondo me, avanti insieme. Dobbiamo camminare su queste due strade, la pace e la diserzione. Mi piacerebbe sognare un mondo senza eserciti. Sarà mai possibile? Proviamoci. L'utopia serve per andare avanti, no? Forse non si raggiunge, non riusciamo a raggiungerla, non ce la facciamo, ma ci serve per continuare e soprattutto per impedire una nuova barbarie. Il nostro compito è semplicemente questo, impedire ancora la barbarie. Io quando ero in questi luoghi mi sono domandato spesso: e se fossi nato qua? Perché tutti nasciamo per caso in un luogo, è una casualità, nasciamo in un luogo. E se fossimo nati là, tra gli indigeni UA, tra i palestinesi, tra tutto quello che sta accadendo nel mondo? Ma domandiamoci questa cosa, e se fossimo nati là? Credo sia importante non perdere questo pensiero. Ecco, mi piace ricordare Giorgio Ferigo con El Popular Ensemble, con questa canzone contro la guerra, per la pace e per la diserzione, costi quello che costi. Questo soldatin di Giorgio Ferigo, che è costretto a indossare una divisa, a scegliere se stare da una parte o dall'altra del confine, così decidono i padroni. E allora questo canto è un invito a voltare sui tax, a fare dietrofront. Nicole Kociancic. Hai fatto qualche pastiel per la soldat, non avevi l'età da me divisa. Mio pari a mia molato un mangle dros, me marita al chiot, ha fatto una vaida. Ma io avevi in dimenti il chiavelò, vestito di ros, Gesù Cristo, sicuro in che lui interventist, il prin socialist,
picchiati in sezione. Però la guerra è vierge subiti voi, il pantang i pedoi, la pora soradut, la pora incuguiata in una crusa, un muardenti una busa, un berli da un morut. La pora che ti sgarfa sulla piel, la pora che si innea dal butilion. Calzetti azeit, calzetti tristo bon, par morì da coglion all'aiutanchia che. La luna io e ieri in anedà, di guardia in che il fossar, che clami in trincea, aspiava che l'una madonna tripruc, un caporale utmuc, e in che lui divea. Italiano e tu paura di parlare? Io no, ma vos amassano il convento. Ti faccio il mio augurio per Nedale e poi di esci in pace che snadal cuven. La patria è che la micchia tata al scur, cencia musa bon cur e il sopac di trinciato. La patria è il lavoro, la dignità, è la libertà dal proletariato. E io per guadagnarmi un 40 anni, gli hai scugnut fa mese mes su pa Germania. E come i vares di morì in battaglia, perché sta porca Italia che non dà neanche il pan. Hai questions di termins e confins, copa un dicatus e assassin, copa un dilatus e eroe. Ma i parons nestri se loro son sempre che dal sicur dai chiasciei a decidin passe ueras. E allora bisognerebbe svoltare sui tax, sparare i barons di che sta vecchiaria. Che di che sta coparia e anche il monopoli come il sale e tabax. A sarà conversazione col nemic, al sarà il vizio antic che anche oms di pensare. Ma si arriva su pa 3 settimane, in una settimana io hai tacconat o diserzione in faccia allo straniero. Prendi muardi il pantan, gli hai chialà, che trimava la man, a di che sacramentat di un carabiniere. Allora ringrazio di cuore tutte e tutti voi, ringrazio Danilo, ringrazio Luciana, Angelo, ringrazio vicino lontano e tutti coloro che lo rappresentano. Allora all'inizio di questa splendida serata è stata citata quella che presumo per tanti e tante di noi abbia avuto una grande importanza per me e per noi qui sul palco in primis. E tra
tante cose che ha potuto insegnarci Giovanna Marini, abbiamo pensato anche noi in forma musicale di renderle omaggio. Personalmente una delle cose che mi ha insegnato, forse è la prima canzone che ho sentito cantata da Giovanna Marini, è stato questo canto che in realtà nasce come canto di mondine e poi è diventato canto partigiano. Bene, grazie a Paolo Forte che adesso suonerà con me, grazie davvero a tutti e tutte, e per tutte quelle donne in cammino, per quelle compagne, quelle resistenti, per tutte le donne, questa canzone. Grazie. Alla mattina, appena alzate, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina, appena alzate, laggiù in risaia ci tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro ci tocca fare. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, ma verrà il giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà il giorno che tutte quante lavoreremo in libertà, ma verrà il giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Grazie.
Nicole Koceancic, Paolo Forte, Luciana Castellina, Angelo Floramo, Danilo De Marco, Un mondo di donne in cammino. Grazie.